Buon pomeriggio qui alla partitissima fra Milan e Juventus della Serie A. Vediamo che in campo scenderanno il Milan di Pioli e la Juventus di Sarri. Vedremo la partita seguiamo la partita su EA Sport Live, la partita della seconda giornata di Antonello Sport Block del FIFA 20. Il Milan viene da una partita persa nel derby contro l'Inter, invece la Juve viene da un pareggio un po' amaro contro il PSG, che ha fatto una buona partita la Juventus ma ha pareggiato. Questa partita fra Milan e Juventus è di Serie A. Eseguiranno le formazioni di Pioli e anche Sarri. Ovviamente il Milan ha bisogno di vincere questa partita, mentre la Juve anche con un pareggio sarebbe buono. Allora vediamo le formazioni del Milan con 4-2-3-1 e con una sola punta Zlatan Ibrahimovic. Ovviamente l'allenatore è Stefano Pioli. Invece per la Juve si tratta di 4-3-1-2, la formazione tipica di Sarri. In attacco c'è Dybala all'indietro di Higuaín e Cristiano Ronaldo. Questa partita sarà Zlatan contro Ronaldo. Zlatan comincia la partita, Zlatan all'indietro verso Bennacer, che sì, ora a Çalhanoğlu un centrocampo, dalla palla verso Rebic, profondità Hernandez prova ad inserirli, ma Quadrato tocca palla, ma cosa ha fatto Szczęsny? Primo errore di Szczęsny e calcio d'angolo per il Milan. Il calcio d'angolo sarà tirato da Çalhanoğlu. Seguiamo con attenzione questo calcio d'angolo. Il cross, c'è Szczęsny, rinvia Szczęsny. La palla a Bennacer, raggiunge Bennacer, copre bene Dybala ora a Ronaldo, ancora Ronaldo a Dybala. Alessandro Khedira in centrocampo. Khedira ancora lui che controlla il centrocampo, la palla verso l'incursione di Dybala. Dybala all'indietro verso Ronaldo che tocca Pjanic. Ronaldo, ancora Ronaldo, serie di passaggi fra Pjanic, Ronaldo e Khedira. Matuidi, Ronaldo, ancora lui. Dybala trova Alessandro, marcato bene Conti a Zlatan, Çalhanoğlu, Rebic non trova Kessi, controlla Quadrato, ancora lui, incursione di Quadrato, si ferma lì, Kessi sta addomesticando Quadrato. Khedira ora, serie di finte, Dybala, tocca di prima Dybala per Higuaín e gol, grandissimo gol, che gol! Ottima incursione tra Khedira, il pizzico e il tocco di maestosità di Dybala verso Higuaín, che centra l'obiettivo e non dà scampo a Donnarumma. E che gol! Grandissimo gol! Bene la Juve, sta giocando benissimo con serie di passaggi centrocampo fra Pjanic, Matuidi e Dybala. Gran gol di Gonzalo Higuaín. Milan 0, Juve 1. La rete al 12° minuto di Higuaín. Ora trascende il passaggio laterale verso Castellero. Il Milan spinge ora verso Kessi. Non trova Zlatan. Recupera Alessandro dietro a Szczęsny dalla palla a Quadrato ancora lui. Quadrato si ferma, Khedira, Dybala fa il regista a centrocampo, Khedira Quadrato,
ancora Quadrado, non trova l'incursione. Vediamo Khedira all'indietro verso Bonucci. Quadrado, ora Higuain con Pjanic. Higuain ancora lui, sventola all'indietro verso Pjanic. Pjanic a trovare Quadrado. Quadrado non sa come inserirci e va all'indietro. Quadrado, cosa fa Quadrado? Per me non sta giocando bene in questa partita. Quadrado tocca all'indietro verso Szczesny, il rinvio di Szczesny, trova Ronaldo, colpo di testa verso Higuain, ancora Higuain, dalla palla Ronaldo, dribbla Ronaldo ma passaggio sbagliato verso Alessandro. Il passaggio di Zlatan ora verso Çalhanoğlu Hernandez a Çalhanoğlu, perde la palla con Bonucci all'indietro Khedira verso Dybala con maestosità. Dybala, passaggio maestoso verso Quadrado. Khedira, Pjanic, Dybala fa regista in centrocampo, che bel passaggio verso Alexandro, ancora lui, poi tocca l'indietro verso Pjanic verso Higuain, il tiro morbido ma Donnarumma non c'è problema. Ancora perde palla il Milan, il tiro di Dybala, palo, ma segnalazione di fuorigioco di Dybala sul passaggio buono di filtrante di Higuain, ma c'era netto il fuorigioco del classe argentino Dybala. Rinvio di Donnarumma verso Zlatan per trovare Castillero, ma troppo lungo il passaggio. Alessandro all'indietro a De Ligt controlla bene Pjanic a Khedira, ancora Pjanic, vediamo la palla a Matuidi, all'indietro verso Khedira, Dybala, ancora Khedira trova Ronaldo, cosa fa Ronaldo? Vediamo Ronaldo, tocca palla all'indietro verso Quadrado, ottimo schema fra Quadrado e Ronaldo, ma perde palla Quadrado, c'è l'incursione di Rebic, passaggio con Hernandez, Benasser, ancora Benasser a centrocampo, Benasser prosegue, il pallone verso Zlatan, tocco sbagliato di Zlatan verso Castillero e poi il rinvio del Milan sul tiro di De Ligt. Castillero a Conti all'indietro verso Kessie verso Castillero, tocca il colpo di testa di De Ligt, ora ancora la palla verso la Juve Higuain nel centrocampo, poi toglie la palla verso Bonucci ed ora Alessandro Zlatan, ancora Çalhanoğlu, che bel passaggio all'indietro di Hernandez a Rebic prova il cross ma il tentativo non nuoce, Bonucci copre bene, Hernandez prova il dribbling, il cross ma c'è Szczesny. Non un'ottima partita come attacco perché il Milan spinge a centrocampo anche la Juve. Ora la palla a Castillero, Alessandro recupera verso Matuidi, ancora Khedira, Dybala e il regista della Juve, movimento di Higuain a Quadrado, ancora Higuain verso la palla a Quadrado, 1-2 fra i due giocatori. Che bel passaggio di Khedira, Quadrado il cross, non ce la fa Dybala per un pelo. Il rinvio e fischia l'arbitro, fischia il primo tempo della partita fra Milan e Juventus, che la Juventus sta vincendo con il gol secco di Gonzalo Higuain.
Angelo, Filippo, Enrico, Simone, Stefano, Alessandro, Luca, Miscia, Ale, Franco, Baresi. Potrai avere anche la mia maglietta se compri l'orologio Italia. Te la regala Sakura. E anche da passeggio. Non solo per te, Sakura. Sakura è da nazionale, parola di Franco Baresi. Corsa, un mondo a colori. Bentornati alla partitissima tra Milan e Juventus. Calcio d'inizio per il Juve, all'indietro con Matuidi, a Bentancur a quadrato, Matuidi, poi la palla a Dybala al centrocampo, Matuidi a Pjanic, ancora Dybala verso Bentancur. Sta svolgendo la partita con calma la Juve, che controlla la partita, sta controllando tutto, ma perde la palla Quadrato. Quadrato forse il meno adatto, ora recupera che sia Ibrahimovic, ancora lui, Çalhanoğlu, che passaggio fra Çalhanoğlu e Conti. Castillero ha perso la palla, ora Bentancur a Quadrato. Stavo dicendo che Quadrato non è la partita migliore sua di questa giornata, seconda giornata di Antonello Blog EA Sports FIFA 20. Che dire, a Matuidi, ancora lui, Alessandro dall'indietro ancora a Matuidi, serie di passaggi fra Matuidi e Alessandro, che combinazione, ma recupera Conti. Ora si propone Castillero, ancora lui, Castillero, il cross e al momenti non ce la fa, ad un guizzo non ce la fa Zlatan. Sostituzione per la Juve, entra Ramsey e entra Bonaventura al posto di Kessie e Ramsey, come dicevo, al posto di Pjanic. Il cross del Milan bloccato da De Ligt, Dybala verso Alessandro lo toglie il pallone di Castillero. Castillero sta avendo un'ottima partita finora. Vediamo, Dybala si gira, Matuidi, Dybala si propone a centrocampo, c'è Quadrato, Dybala, ancora lui, il regista del campo, e non ce la fa Higuain a seguire Cristiano Ronaldo. Ora Çalhanoğlu perso palla, Ramsey dalla palla Quadrato perso la palla, Rebic ora, grande movimento della Juve. La Juve blocca il Milan sul centrocampo. Alessandro, Ramsey, Dybala verso Ronaldo. Un po' Ronaldo non si trova nella partita perché la Juve non sta giocando per Ronaldo finora. Non c'era il fallo lì sicuramente della Juve. Recupera ancora al centrocampo della Juve con Ramsey, Bentancur, ancora Ramsey, si propone Dybala, Ronaldo, perso palla Dybala, Bennacer,
dalla palla profondità verso Castillero, ha perso la palla anche lui, Matuidi, Alessandro, serie di giocate tra Matuidi, Alessandro, all'indietro per De Ligt, Ramsey, Ronaldo, Matuidi, ancora lui, Alessandro Matuidi, le giocate, siamo al 73esimo quasi minuto della partita, ora sfonda Alessandro, il cross di Matuidi, Dybala non ce la fa, recupero Çalhanoğlu, dalla palla ancora verso Bonaventura, Çalhanoğlu, ai Zlatan, ora Hernandez a centrocampo, Ibrahimovic, il pallone un po' troppo lungo ma ce l'ha fatta Bonucci e per un pelo capisce tutto Matuidi e Bentancur. Vediamo Dybala all'indietro verso Alessandro, la palla a centrocampo di Matuidi, serie di passaggi tra Ramsey, Matuidi, Cuadrado e lo stesso Dybala. Ora Cuadrado si propone, Cuadrado, il cross, colpo di testa di Higuain, parata di Donnarumma, un'ottima parata di Donnarumma a bloccare la doppietta del giocatore argentino Higuain. Cambio per il Milan, Paqueta al posto di Bennacer e cambio per la Juve, Danilo entra al posto di Cuadrado, che Cuadrado aveva un problema al ginocchio. Vediamo la profondità della Juve, ma copre bene Conti dalla palla all'indietro verso Donnarumma al passaggio laterale verso Rebic, che controllo di Rebic, ancora lui Rebic, dalla palla verso Hernandez, Romagnoli tocca palla ora a Hernandez a Çalhanoğlu inizia il regista a dare la palla a Bonaventura segue il passo di Çalhanoğlu a Zlatan, copre bene De Ligt sul passaggio, calcio d'angolo per il Milan, altra sostituzione per il Milan, esce Castillero e ovviamente sta per entrare Saelemaekers. Rinvio di Saelemaekers dalla palla in profondità a Çalhanoğlu, che ha perso la palla con una finta su Danilo. Il rinvio di Szczęsny. Dobbiamo dire che in questa partita è stata un po' chiusa dal centrocampo, dove abbiamo visto la superiorità della Juventus, ma come attacco non era tra le migliori partitissime come attacco dalle due fronti. Anche la Juve si è assegnato un gol, ma ce l'aveva soltanto due altre occasioni per segnare la partita. Il Milan non riesce a prolungare il gioco in attacco sul pressing forte della Juve e finisce la partita, come dicevo, la Juve ha controllato la partita. Da qui, da Bruno Pizzul, è tutto.